Siamo in collegamento con Giorgio Polegato, presidente Coldiretti Treviso. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Con lei, presidente Polegato, parleremo della situazione dei coltivatori qui in provincia di Treviso, direi anche in tutta Italia dopo questa emergenza coronavirus. Ecco, qual è lo stato di salute dell'agricoltura trevigiana e veneta italiana? Diciamo che questa situazione di emergenza, chiamiamola, ha messo in difficoltà un po' tutti i comparti, un po' tutti i settori agricoli trevigiani e non solo trevigiani. Diciamo che particolarmente i più colpiti sono stati il florovivaiismo, per il fatto che inizialmente si erano anche bloccate le vendite, non era un prodotto di prima necessità, perciò vista anche la stagionalità che è quella diciamo più indicata per piante e fiori sia da giardino che da orto, era il momento appunto dove tanti privati andavano ad acquistarle nelle serre per consumo proprio. Purtroppo questo non era stato possibile inizialmente e ha creato dei danni importanti, perché poi sono piante che si vanno a deperire e non c'è la possibilità di recuperarle. Adesso c'è stata una modifica da parte del governo che ha riammesso questa tipologia, fortunatamente con tutti i limiti del caso, perché poi è stata comunque l'ammessa solo e esclusivamente la consegna a domicilio, però non più il ritiro, se non in grande distribuzione e nei punti vendita, in particolare del consorzio agrario, per la possibilità di venderli. Poi altri settori, diciamo, li sappiamo, insomma, il settore del latte, dove ci sono state delle speculazioni, il settore anche delle carni stesse, e poi in particolare il vino, perché tutto il comprensorio della Conegliano Valdobbiadene, in particolare, non solo, anche la DOC, soffre perché le vendite vengono fatte prevalentemente nel canale dell'Horeca, canale di restaurazione, privati, in particolare i ristoranti che sono chiusi, come ben sappiamo, perciò è una mancata vendita importante, anche un mancato fatturato che in questo periodo pesa molto nelle aziende, e perciò non riusciamo in nessuna maniera a sopperire a questa mancanza, perché poi le aziende che si confrontano con la grande distribuzione sono poche, visto anche comunque le dimensioni medie che abbiamo in questo territorio. Perciò, ripeto, è una situazione pesante che ci auguriamo venga sbloccata il prima possibile. E la categoria degli imprenditori agricoli, che cosa chiede in questo momento alle istituzioni? L'ha convinta il discorso di Conte di ieri sera? Diciamo che ieri sera finalmente si comincia anche ad avere un ampio panorama e anche degli interventi, diciamo, abbastanza mirati. Noi ci auguriamo in primis tanto che questa cosa venga fatta, quello che ci auguriamo, e poi, ripeto, sono tutte le aziende che stanno in questo momento soffrendo dal punto di vista finanziario, perché comunque nel caso per il settore vino, tanti che appunto andavano a vendere in ristorazione non riescono a incassare in questo momento, perciò hanno bisogno di risorse finanziarie per poter sopperire alla mancati incassi, alle mancate vendite, al magazzino comunque che va smaltito e che pesa attualmente nelle aziende, e come anche tutte quelle realtà che vedono il prodotto sotto valutato, perché certe speculazioni non hanno senso di esistere, ma qualcuno sicuramente ne sta approfittando, e in questo senso siamo molto attenti, molto rigorosi a segnalare questo aspetto che è vergognoso, io dico, perché ci deve essere in questa fase qua, soprattutto in primis la solidarietà di tante piccole realtà che hanno sempre fatto il proprio dovere producendo un prodotto di qualità. Perciò su questo aspetto qua ci si aspetta che anche i trasformatori abbiano quelle attenzioni necessarie, anche perché la grande distribuzione riesce comunque a sopperire al mancato consumo generale, parlo del latte o della carne. Perciò ci deve essere appunto anche un atto di solidarietà in questo senso. Però le aziende chiedono questo, che ci sia chiarezza, che ci sia trasparenza, e che se c'è da fare un sacrificio si fa, però è anche chiaro che quando le aziende vengono a soffrire in termini finanziari, in termini anche di solvibilità, hanno bisogno di un sostegno che ci si augura ovviamente con questo nuovo decreto possa essere efficace e efficiente per darci una mano. In conclusione, invece, le volevo chiedere come voi immaginate la ripresa, perché dopo l'emergenza sanitaria ovviamente ci sarà un'emergenza economica per tutti quanti,
E penso sia anche l'occasione per rilanciare ancora una volta la valorizzazione del Made in Italy, soprattutto in agricoltura. Ma questo è assolutamente vero, diciamo, questa è un'occasione importante che abbiamo di far capire ancora una volta, se c'era bisogno, che quello che riusciamo a produrre noi in Italia, in particolare anche nella nostra Treviso, è sicuramente un prodotto di grande qualità che non ha confronti. Perciò questo è un messaggio che abbiamo detto fin dall'inizio, l'abbiamo sempre detto, ma in particolarmente in questo ultimo mese, e devo dire che la risposta dei consumatori è stata importante. Anche le aziende stesse, vedi Campagna Amica o vedi anche gli agriturismi, si stanno dando da fare per andare loro a consegnarla nelle famiglie, nelle case, perché comunque è un servizio che vedremo molto più spesso anche dopo, perché dopo sicuramente tante cose cambieranno e bisogna essere pronti, veloci a cogliere queste occasioni, questi cambiamenti anche nei consumi e diciamo, nelle abitudini e neanche nel socializzare, perché sicuramente quando apriranno, e spero presto, bar, ristoranti e tutti quei locali pubblici, l'approccio sarà sicuramente diverso, avremo comunque un atteggiamento molto più attento, molto più, diciamo, meno socializzante. Perciò tutto questo farà sì che cambieranno il consumo, ma dobbiamo essere veloci, ripeto, a cogliere questi mutamenti e rendere le nostre aziende elastiche per affrontare anche quello che andremo, che magari pochi ancora sanno cosa realmente ci aspetta fra qualche mese. Benissimo, noi la ringraziamo per questo collegamento e le auguriamo una buona giornata e buon lavoro.